Amici di Verde a Nord-Est, benvenuti, ci troviamo nelle splendide sale dell'Hotel Fior di Castelfranco in occasione della consegna dei premi Radicchio d'Oro. Io sono in compagnia e lo saluto di Paolo Manzan, che è presidente del consorzio del Radicchio. Allora, un momento importante questo, il Radicchio è l'oro rosso di queste splendide terre della Marca Trivigiana. Che dire, una serata meravigliosa. Esattamente, una serata meravigliosa che fa incontrare due mondi importanti, il mondo della produzione, quindi la produzione del radicchio, e un mondo del turismo. Il mondo del turismo, siamo in un albergo importante, l'Hotel Fior, assieme a personaggi importanti che si sono distinti nelle loro mansioni, nelle loro attività, quindi far capire al consumatore veramente l'aggancio che c'è tra i due mondi, un aggancio importante che può essere anche un futuro un po' un rilancio dell'economia. Importante, ecco, per l'economia. Allora, dicevamo che il Radicchio di Treviso è l'oro rosso, qui questa sera i nostri amici da casa non hanno la nostra fortuna che l'hanno potuto assaggiare declinato in tutte le forme dai bravissimi cuochi. Allora, come sta andando la stagione del radicchio, che è iniziata diciamo da poco? Quali sono gli auspici del presidente Paolo Manzan? Domande magari difficili, però viviamo un momento particolare, però i produttori sono ricettivi. Sì, esattamente. Allora, un avvio della stagione è ancora un po' in sordina, visto che aspettiamo il grande freddo, no? Un grande freddo che fa sì che il radicchio di Treviso sia più apprezzato. Una stagione che è un po' una sfida, perché abbiamo un aumento della produzione dovuta anche al fattore crisi, quindi uno sbocco occupazionale. Ma che dire, noi siamo molto piccoli qua a Treviso, il mondo è tanto grande. La sfida è quella di raggiungere luoghi e posti dove prima non eravamo presenti. Allora, noi abbiamo visto un grande successo perché la nostra trasmissione ha visitato tante manifestazioni anche all'estero e abbiamo visto che il radicchio trevigiano poi viene chiesto anche dalla gente, dai turisti che vengono qui e poi quando tornano a casa, quindi è un bel biglietto da visita, Presidente. Sì, assolutamente sì. È un bel biglietto da visita ed è la scommessa del futuro, unire sempre di più il mondo della produzione e il mondo della ricezione turistica. Abbiamo questa particolare, voglio dire, industria che si sta sviluppando, l'industria dell'agroalimentare abbinata al turismo. Allora, l'auspicio, immagino che veda concorde anche il Presidente, è che questa industria si sviluppi sempre di più. Noi lo ringraziamo di essere stato ai nostri microfoni. Vuole aggiungere qualcosa il Presidente? Ma è una buona serata e un bell'anno per il radicchio. Allora, grazie a Paolo Manzani, il Presidente del Consorzio del Radicchio, e ci ha raggiunti ai nostri microfoni ed è un piacere per noi salutarlo, Francesco Daminato, Presidente di Oppo Veneto e Fresco, premiato con il riconoscimento del Radicchio d'Oro. Allora, Francesco Daminato, possiamo dirlo, lei è la storia del radicchio perché davvero ne ha fatte di tutti i colori. Complimenti per questo premio. Siamo partiti quando nel 96 per fare l'IGP e dopo abbiamo sempre lottato per arrivare di fare un'associazione per noi, insomma, di solo orticoli. Allora è stata anche una sfida, diremo, nell'ambiente che siamo noi, perché altrimenti cosa c'era? Non c'era niente da poter correre, mentre così siamo riusciti a fare volare il radicchio, perché vola anche cosa. E dopo i produttori essere contenti. Oggi non sono tanto contenti perché le cose vanno male, ma non è colpa di nessuno, è colpa di tutte queste cose che succedono, diremo, nel mondo politico e noi, insomma, ecco. Allora, Francesco Daminato, oltre ad essere il presidente di Oppo Veneto, è un giovanotto che nella sua vita le ha provate tutte, perché io ho letto che lei è stato in Australia, lei ha avuto davvero una vita importante, ha potuto confrontarsi con un mondo diverso, però poi ha voluto tornare alle origini e questo è un riconoscimento, quello di questa sera, anche a quanto ha fatto. Quanto ha fatto, sì, perché quando io sono partito avevo 23 anni
non avevo compiuto 23 anni, comunque sono partito, sono andato in Australia, a Sydney, mi sono fermato, sono andato a lavorare dentro al General Motor Holden, una cosa che era stupenda, grandiosa, perché c'era 3-4 mila operai e cose. Però io non mi piaceva quel lavoro di stare là, aspettare la macchina che veniva avanti, ogni 3 minuti passava una macchina. Il richiamo della terra era più forte. Allora ho detto 3 mesi e mezzo ci ho riuscito. E dopo è meglio che vada via perché qua non trovo il mio campo. Devo andare, sono andato a tagliare canna a zucchero. Poi dalla canna da zucchero è passato, ci sono stati altri momenti ed è tornato a casa. È tornato qui a casa. Allora, da quel lontano 96 in cui è partito tutto con l'IGP, sono passati più di 20 anni, possiamo fare un bilancio, credo sia positivo. Sì, è un bilancio positivo al massimo, diremo, perché diremo che adesso io non mi ricordo quanti ne facevamo nel 95-96 o prima di radicchio di Treviso, ma oggi ce n'è non so, il 300-400% che ha aumentato. È stato un aumento esponenziale. Ecco, allora, intanto immagino contento per questo riconoscimento, ma lei non si ferma qui perché noi sappiamo che lei ha sempre tante idee. Non si può fermarsi, perché quando uno si ferma vuol dire che non ha più idee, ha finito tutto. Ma non abbiamo finito niente perché c'è sempre cose nuove da scoprire. Allora è sempre un piacere parlare con il presidente Daminato e ho detto prima che è un giovanotto, non vi svelo l'età, anche perché lo vogliamo avere ai nostri microfoni altre volte. Allora diamo un messaggio, il premio questa sera è una grande festa e vogliamo dare un messaggio anche di speranza, lo diamo ai giovani, diamolo ai giovani. Ma ai giovani con questo coso dico sempre che dovevano o devono farsi sulle maniche subito. Non possono dire io ho un diploma o cose come, perché il diploma può tenerlo presente subito o sempre, ma quello serve solo quando sa dare se stesso nel lavoro. Allora viene riconosciuto il diploma che ha e fa un passo avanti, va a fare il mestiere del diploma che ha, ma prima di tutto deve saper lavorare, adattarsi a tutto, allora che viene fuori anche i giovani. Grazie a Francesco Daminato, complimenti ancora per il premio, tanta gavetta la devono fare i giovani, ma poi le soddisfazioni arrivano. Non è tanta gavetta, è 3-4 mesi, anche un anno qualche volta, però se lo fanno e non è una cosa buttata via. Ecco, allora, grazie ancora e complimenti a Francesco Daminato, presidente di Oppo Veneto. Un riconoscimento importante, siamo con il padrone di casa che ringraziamo, Egidio Fior del ristorante da Fior, presentazioni forse non servono, un grande appassionato di questa terra, un mestiere che si tramanda da generazioni. Allora il premio Radicchio d'Oro è stato un successo anche per questa edizione 2013. Penso di sì, perché è nostro dovere da ristoratori trevigiani di avere come questa serata un parterre veramente con grossi nomi di ambasciatori che porteranno il nome del radicchio in tutta Italia e anche fuori dall'Italia, quindi è un modo per farlo riconoscere nel migliore dei modi. Alla tavola del ristorante di Fior non manca mai il radicchio in stagione, ma non mancano mai neanche gli altri prodotti, la casatella, tutti a chilometro zero. No, sicuramente noi abbiamo i nostri locali, instaurato un rapporto con i chilometri zero, prodotti veramente raccolti e fatti con le mani dei nostri produttori, quindi vogliamo valorizzarlo. Noi, il gruppo Ristoranti del Radicchio, è promotore di queste iniziative, sia come questa serata di Radicchio d'Oro e come le serate che ci saranno da novembre a febbraio nei ristoranti del Radicchio. Saremo presenti alla Chef Cup, saremo presenti ai ristoranti sulla neve, saremo presenti un po' dappertutto, quindi vogliamo veicolare questo prodotto nel miglior dei modi. L'auspicio per l'edizione 2014 quale sarà? No, direi per il 2014 ci stiamo già pensando, sarà il 16° anno e vediamo, stiamo crescendo anno dopo anno. Si sta arrivando verso la maggiore età. Sicuramente sì, c'è questa esperienza e quindi la dobbiamo valorizzare. Grazie ad Egidio Fior, noi con il premio Radicchio d'Oro abbiamo terminato, la linea torna alla regia.